si debba dire di no a questa deriva populista che tende a disprezzare chi ha dedicato parte della sua vita al bene comune. La Procura regionale della Corte dei Conti ha notificato al gruppo consiliare della Lega Nord l'invito a controdedurre entro 2 mesi in merito alle presunte spese irregolari sostenute dal gruppo stesso nell'anno 2012. La contestazione riguarda spese per circa 80.000 euro, cifra inferiore all'originario addebito di circa 1 milione di euro. Il capogruppo Federico Canner ha convocato per domani i consiglieri con lo scopo di informarli e decidere modi e tempi delle controdeduzioni, in quanto si ritiene di dover ribadire che anche le voci rientravano nella piena facoltà di spesa del gruppo. Ribadendo la consueta fiducia nell'operato della magistratura contabile, non posso non rilevare che la somma oggetto di contestazione è già stata enormemente ridotta d'ufficio, afferma il capogruppo Canner. Conto peraltro di poter, fornendo le controdeduzioni, azzerare interamente il contenzioso a comprova dell'assoluta buona fede e del legittimo operare del gruppo e di ciascun consigliere. E adesso la cronaca: è morto stamattina all'ospedale di